Katana! Ehi, ciao belli! Tanto tempo che non ci vediamo. Come stai? Yes, too much. Mannaggia chi t'ha morta, mamma, ta pappa, ta frata, ta vabbè. sorta e a cognata ta. Beh, dici com'è andato il tuo tour estivo. A beautiful shit, veramente. No! No! Una bella... Abbiamo capito, abbiamo capito. meglio che cambiamo di sport. Cosa è successo, scusa? Non facciamo. Penso che un'estate così non ritorni mai più. Sì. Ha stato un botto di serate a nulla. No, Per tempo? colpa di un tempo e merda. No! È stato un giugno che sembrava novembre. Che E vero, poi vero, luglio anche qui. agosto, un altro botto e serata a nulla. Per colpa di sto cazzo è caldo. Ma no, ma dai. Mannaggia chi t'ha morta. Ha già finito a mangiare pane e cipolla. Che poi la band se la prende col soffritto. Come sapevo? Con me, col sottofritto. Ah, col sottoscritto. Che mi usa come capo respiratorio. Sì, certo. Capo espiato. Che io non ci ho mai capito niente di medicina. Non ci ho mai capito un guazzo, yamma va. È meglio che stiamo cambiando discorso. sì, Che mi sale la nervosità e mi viene un diavolo col cappello a quel Il caso. cappello, non diavolo col cappello. Cosa ne pensi della storatura di Fedez in Ah, è concerto? vero. Avrai visto il video virale? Yes, of course. Eh. Mannaggia che figure di merda. No, ma non è che devi ogni Ci volta dire... abbiamo fatto delle risate grasse, Sì. obese proprio, delle risate col doppio aumento, guarda. Ci abbiamo fatto le risate con la cellulite, le risate con le sbagliature. Vabbè, basta. Povero FedEx. Fedez, no, Fedez è un'altra roba. Quelle sono cose che succedono quando vuoi far credere a tutti che sta intonato come a Mina. Ma ti affidi all'autotono. L'autotune. Nemmeno l'autotono può farmi raggio. Autotune, Hai non capito? l'autotone. Cosa succede? Che tanti fanni stanno delusi. Fanni. I fanni stanno delusi, beh, certo. stanno traditi. Sì, e sì. Kill ormai sta con la carriera a fittomessa. Compromessa, vorrei dire. No, calma. E voi lo dite lì a nord, ma io non volevo essere polisfemo. Blasfemo. Che io sto credevole e praticante. Sei un credente. Non credevo. Cioè, c'ho così praticante che c'ho la P dietro la Paolo Weekend. Che P di praticante. No, guarda che vabbè, sta perdere. Io tengo rispetto per la cattolicenza, massimo rispetto per la fedelizzazione, Sì, per la sì. cristianatezza, poi il pretismo, Ma no, il prete, se per la ma anche fratità, noi. per la suorellanza, bisogna Sì. avere veramente, per la chiesità che sta un'istituzione della Madonna, la Sì, chiesità. sì, no, esatto. Alla chiesità va dato il massimo rispetto, Sì, ma non ma- solo il massimo, anche il Vincenzo rispetto, Ma per piacere. un Salvatore rispetto. Ma è capitato anche a te di stonare in concerto? Può succedere, sta una serata sport, una serata che stai stanco, vero, magari certo. ti chiamano un poco del Rasputin, no? Raspeghino. Ecco, può andare un raspicchino, Rasputin. una Sì. fatalitezza, no? Fatalità. Fatalità. Una cosa che succede l'una tanto, no? Sì, l'una tanto. L'una tanto. Ma come cacchio fai? Ma i tuoi fan lo sanno infatti. che è stato un accidente, no? Sì, Lo sanno. E magari ti fanno un applausismo di incoraggiazione, no? Magari sì, di incoraggiamento. È in maniera che ti dà la carica del caffè, Sì. l'energia del cioccolato Sì, con la sorpresa. e tu ritrovi l'intonaco di una volta, no? L'intonazione, non l'intonaco. È tutto fila liscio come l'unto dopo, no? Come no? E ricordati che coi tuoi fanni devi stare come Dolce e Galbani. Che Galbani vuol dire fiducia. Dolce Galbani, grazie Tillio, guarda. Senti che il martello, senti che il martello. E che dire del cacciavite. Salutiamo Andrea Alice di Mambrotta. Tanti auguri di pronta guarigione con la Mambrotta, perché Ma non ha la mano rotta, Salutiamo tutti gli amici della Mambrotta. spero che sia la destra. No, ma... Viva Autocuta Cabrighe!